Ben ritrovati nel nostro appuntamento con Radio Chef e anche oggi siamo pronti allora per portarvi a scoprire il nostro Friuli Venezia Giulia. La settimana scorsa abbiamo anticipato che vi avremmo portato nell'appuntamento assolutamente da non perdere per il prossimo weekend, ovvero l'appuntamento con Calici di Stelle nella bellissima cornice dell'Isola del Sole, ma noi vi abbiamo dato un po' tutte le anteprima. Stavolta a raccontarci quali saranno i contenuti di questa edizione abbiamo con noi Laura Ceccone, event manager del Movimento Turismo del Vino del Friuli Venezia Giulia, a raccontarci i dettagli di questo appuntamento sotto le stelle tra i vini regionali in una delle più belle cornici della regione, che è appunto l'Isola del Sole in Diga Nazario Sauro. Allora, a te Laura, benvenuta. Cosa dobbiamo aspettarci da questo fine settimana dedicato al piacere del vino e non solo? Buongiorno a tutti. Allora, giovedì 7, venerdì 8 saremo proprio sulla diga, appunto, a Grado con 30 cantine del territorio, eccellenze proprio friulane, e abbinate a altri 10 produttori gastronomici. Ci sarà poi anche la sorpresa finale di fine serata. Il tutto sarà accompagnato anche dalla presenza di Wen Yang, il nostro timoniere del vino, che avrà il suo corner dove racconterà per coloro che saranno interessati e intervisterà anche i vignaioli presenti proprio all'evento. Quindi sarà sì un assaggio proprio gastronomico, ma anche un assaggio culturale di quello che noi vogliamo trasmettere attraverso proprio le eccellenze della nostra associazione, Movimento Turismo del Vino, ma soprattutto del territorio dove ci troviamo. Tra l'altro, insomma, sarà un viaggio tra le cantine davvero interessante, quindi se ci vuoi svelare un po' che cose andremo a grandi linee ad assaggiare con abbinamenti imperdibili. Partiamo appunto da queste 30 cantine, ogni cantina presenterà un 3-4 tipologie di vino. Accedendo all'evento si avrà appunto diritto alla tracolla di calici di stelle col calice, che darà diritto a tutte le degustazioni, a quanto se ne vuole, quanto si riesce a degustare. All'interno della tracolla ci saranno questi 10 coupon gastronomici. Si partirà dal prosciutto di San Daniele con Casa del Prosciutto Alberti, una delle aziende più storiche. Avremo poi i prodotti targati Io sono FVG, e poi si passerà anche al Talking Bride, alla focaccia, quindi ci saranno varie chicche che ci accompagneranno in questo viaggio, quindi non sarà solo, certo, le protagoniste, le stelle dell'evento saranno i nostri vignaioli, le nostre cantine, ma saranno collegate e abbinate a altre eccellenze, appunto, sempre del territorio. Certamente, E insomma. poi sempre il solito gin tonic finale, più altre sorpresine. Non poteva mancare Laura, e allora ti chiediamo anche di darci qualche consiglio, ovvero un piccolo vademecum per riuscire a gestire una degustazione di vini come, insomma, da professionisti quasi, o come dire, per insomma riuscire a cogliere tutte le sfumature di queste cantine e dei vari vini proposti. Il mio consiglio più grande è quello di chiacchierare coi vignaioli, di farci consigliare direttamente da loro, perché come lo raccontano loro, il loro prodotto, il loro figlioletto alla fine sono i loro prodotti, non lo so far nessuno, se non forse Wei Yang, che accompagnerà questo racconto. Quindi il mio proprio consiglio, essendo una delle poche occasioni in cui è proprio il vignaiolo presente, ehm, proprio andare a scoprire i segreti, con cosa poi lo abbinerebbe magari, sa proprio anche magari andare a creare questa sinergia proprio tra il consumatore e i nostri protagonisti, per poi andarli proprio a trovare in cantina, perché lì in diga saranno con qualche prodotto, non gli abbiamo permesso di portar tante cose, ma proprio per lasciare poi il desiderio e la curiosità a ai nostri amici che verranno a trovarci di continuare il viaggio poi in queste cantine direttamente. Allora ci vuoi ricordare infine Laura come partecipare e dove si trovano tutte le informazioni? Certo, allora ricordo le date importantissime: giovedì 7, venerdì 8 dalle ore 20 alle 23:30 circa.
Fino a domani sera c'è ancora lo sconto del 10% in prevendita sul nostro sito col codice che vi svelo, calici 10, tutto attaccato. Questo darà diritto a saltare la fila, soprattutto, e poi al prezzo scontato. Anche perché i biglietti stanno un po' andando a ruba, fortunatamente, visto anche le temperature e le belle giornate che ci saranno. Ovviamente poi i biglietti che rimarranno perché l'evento è a numero chiuso li venderemo in serata. Tutte le informazioni le potete trovare sul sito del Movimento Turismo del Vino Friuli Venezia Giulia, più semplicemente www.cantinaaperte.info, alla pagina Calici di Stelle. Anche il turismofvg.it ovviamente vi propone l'appuntamento e io ringrazio davvero Laura per essere stata con noi. Allora ci ritroviamo a Calici di Stelle in una cornice veramente sensazionale nell'Isola del Sole, nel cuore dell'estate. Grazie a voi e vi aspettiamo tutti a grado. Grazie Laura. Allora io invece approfitto per chiudere la nostra puntata di oggi con una ricettina ovviamente ispirata al mare, con la ricetta che abbiamo pubblicato anche in uno dei nostri appuntamenti dedicati alla barcolana. Si tratta di questi crostini proprio con i sardoni barcolani. È un'occasione unica, è un piatto perfetto da abbinare ai vini, insomma, che potete degustare sul territorio. È ottimo per l'estate. Vi serviranno per prepararli 4 fette di pane casereccio che sia croccante, che andrete poi a tostare, 8 sardoni freschi, un quarto di cipolla rossa di tropea, 4 pomodorini gialli, 4 pomodorini rossi, 40 g di gorgonzola mascarponato, 2 spicchi di limone, 2 ciuffi di basilico, olio extravergine quanto basta, sale e pepe nero in grani. Potrete andare ad affettare finemente la cipolla ad anelli che riporrete in ammollo in acqua fredda per circa 20 minuti. Quindi asciugateli bene con carta da cucina. A parte tagliate i pomodorini, metteteli in una ciotola e condite con un po' d'olio e sale. Passate la pulizia dei sardoni a questo punto, andrete ad eliminare la testa e l'interiora. Li ripasserete velocemente in padella con un filo d'olio su una piastra. In alternativa è possibile anche friggerli. Quindi farete tostare le fette di pane in forno su una piastra che sia comunque ben calda e spalmerete il gorgonzola mascarponato o con del burro. Disponete sopra i vostri pomodorini, sardoni, gli anelli di cipolla. Completate col basilico, il filo d'olio e una spolverata di pepe macinato. Servite i crostini accompagnati da qualche fetta di limone da spremere sopra appunto i sardoni e potete appunto abbinarli al vino che preferite. Un buon bianco del territorio sarà davvero perfetto per poterli assaggiare come si deve, insomma il piatto in assoluto più semplice dell'estate per sentire il profumo e il sapore del mare. È tutto allora per questo appuntamento con Radio Chef. Io vi ricordo che sul nostro sito radio.0.it ma anche sui nostri social e canali YouTube potrete rivedere questa puntata e trovare tutte le informazioni sugli eventi del territorio. Inoltre vi ricordo che nel ricettario di Radio Chef abbiamo raccolto tutte le ricette dei nostri ascoltatori, molto di più, e quindi se avete bisogno di un'idea sfiziosa e stuzzicante andate pure a pescarle lì. Noi con Radio Chef torniamo domani, avremo altri eventi di cui parlarvi, ma soprattutto vi parleremo anche del territorio da gustare e da scoprire. Ciao a tutti!